da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. La Sicilia devastata dagli incendi, il governatore Schifani dice schiederemo lo stato d'emergenza. Solo a Palermo oltre 30 roghi, 3 le vittime, il capoluogo messo in ginocchio dalle emergenze. Evacuati i reparti ospedalieri e oltre 1500 persone. Chiuso per ore l'aeroporto Falcone e Borsellino, a fuoco il cimitero Santa Maria di Gesù. Il fuoco alimentato dal vento distrugge vaste aree nel Catanese, automobilisti bloccati sulla A18 attorniata dagli incendi. A fuoco la Timpadi, a Cireale chiusa al traffico la statale 114 nel tratto interessato dai roghi. Fiamme anche nelle abitazioni a San Nicolò. Messina circondata dalle fiamme mentre bruciano le zone limitrofe al parco archeologico di Segesta, danni a San Vito Lo Capo, devastato il patrimonio boschivo, distrutte abitazioni e strutture turistiche, evacuate 400 persone. Da domani all'aeroporto Fontanarossa i voli passeranno da 8 a 10 ogni ora, in lenta crescita l'operatività dello scalo fino al completamento previsto nei primi giorni d'agosto. Oggi il sopralluogo del presidente Schifani, mentre il caos del trasporto aereo di Catania approda in Senato. Alle isole Eolie ci sono i VIP, ma non i vacanzieri, bloccati dallo stop dell'aeroporto di Catania. Per Asso Esercenti Sicilia l'incendio di Fontanarossa ha arrecato un gravissimo danno al turismo. Pazienti in barella per ore, i pochi medici sotto stress, situazione al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa. In emergenza abbiamo raccolto lo sfogo di un medico e del parente di una paziente che si è rivolto al nostro TG. Buonasera da Sicilia 24, tutta la prima parte del nostro telegiornale sarà purtroppo dedicata all'emergenza incendi che sta coinvolgendo l'intera isola. Nel pomeriggio è arrivata la dichiarazione del governatore Schifani che ha detto chiederemo lo stato di emergenza. Andiamo subito con il primo dei nostri servizi con Marco Gullà. Chiederemo lo stato di emergenza. Il governatore siciliano Renato Schifani, in una giornata decisamente drammatica per la Sicilia, si rapporterà con il governo nazionale per la richiesta dello stato di emergenza. Ci sono danni ingenti ancora non quantificabili, prosegue il governatore, e numerosi roghi ancora attivi. Gli incendi di oggi, oltre a tantissimi danni, hanno anche arrecato innumerevoli disagi a Palermo e ai cittadini. Le fiamme nella montagna che sovrasta l'ospedale Cervello, come vediamo da queste immagini, hanno stravolto la quotidianità di medici e pazienti. È stato infatti evacuato per alcune ore il padiglione B del nosocomio, evacuati d'urgenza i reparti di ematologia e medicina tradizionale, disposto il trasferimento dei degenti. Preallertate per evacuazione anche medicina e gastroenterologia, disagi anche nell'altro ospedale cittadino, il policlinico. Le alte temperature hanno creato disagi per l'attività dei medici. La terapia intensiva ha chiuso i ricoveri per il malfunzionamento degli impianti di condizionamento e trasferito i pazienti. Nell'area di emergenza chiuse anche le sale operatorie, così in ortopedia, mentre quelle della chirurgia plastica funzionano solo per interventi brevi e urgenti. Bloccata anche l'attività dell'endoscopia. L'inferno di fuoco ha stravolto anche l'operatività dell'aeroporto Falcone Borsellino, chiuso per diverse ore. Caos, disagi e file, gente che inevitabilmente ha rischiato o addirittura perso il volo. Le operazioni vanno avanti a rilento in una situazione comunque di assoluta emergenza ed imprevedibilità dovuta a una situazione eccezionale. Inferno di fuoco anche nel quartiere Santa Maria di Gesù, in fiamme il cimitero, anche la chiesa del convento è stata aggredita dal rogo. È stato il fuggi-fuggi, chi si trovava ancora all'interno per fare visita ai propri cari si è dovuto allontanare velocemente. Abbiamo detto situazione molto grave in tutta l'isola. A Palermo sono praticamente stati oltre 30 i roghi nei quali sono intervenuti appunto i vigili del fuoco. Sono tantissime, sono centinaia le chiamate in attesa. Dopo 24 ore di fiamme però purtroppo a Palermo si contano anche le vittime. Ma sentiamo nel dettaglio la situazione nel servizio di Manlio Viola.
Ci sono anche 3 vittime degli incendi che da 2 giorni devastano la Sicilia. 2 corpi carbonizzati, un uomo e una donna, sono stati trovati in una casupola a Cinisi, non distante dall'aeroporto. I 2 avrebbero 77 e 75 anni. Questa mattina era morta una donna di 88, malata, vittima indiretta. I soccorsi infatti non sono riusciti a raggiungerla a causa proprio del fuoco. Gli incendi hanno anche causato feriti, ustionato un forestale, feriti 2 vigili del fuoco nelle operazioni di spegnimento. Adesso sono 86 i fronti di fuoco attivi, 26 dei quali soltanto intorno a Palermo. Dopo la notte di paura da Mondello, le fiamme sono state circoscritte, anche se la riserva naturale di Montegallo ormai è distrutta. Sono potute rientrare a casa 100 delle 120 famiglie che erano state evacuate, 20 le abitazioni seriamente danneggiate e dunque le famiglie che hanno bisogno di assistenza. Il panico si è però diffuso per tutta la giornata a Borgo Nuovo, a Ciaculli, a Cruillas, quartieri rimasti senza luce elettrica, minacciati dal fuoco che si avvicina e con rischio di restare anche a secco perché le fiamme hanno danneggiato le condotte di afflusso dell'acqua in città. Un rischio che secondo l'azienda Acquedotto però è stato scongiurato dagli interventi del pomeriggio. Ma l'incendio peggiore è quello della discarica di Bellolampo che ancora brucia. Solo intorno alle 5 del pomeriggio è potuto decollare un Canadair per effettuare lanci su quell'area. In precedenza il vento di scirocco sfilava troppo forte impedendo le operazioni di volo. L'incendio ha però invaso la città di Fuligine e indotto prima la protezione civile e poi anche l'azienda sanitaria locale a invitare i palermitani a non uscire di casa se non necessario. C'è il rischio che nell'aria sia dispersa diossina liberata dai rifiuti in fiamme. In provincia Isola delle Femmine a fuoco la concessionaria BMW con enorme rischio esplosione visto che nei magazzini si trovavano auto a gas ed elettriche. Le fiamme hanno comunque distrutto completamente il parco auto. Fuoco anche a Regalbuto nell'Ennese, anche lì case minacciate dalle fiamme. Ed è drammatica anche la situazione a Catania e nel catanese in particolare, dove praticamente unico il fronte di fuoco che va dalla città fino ad Acireale. Fiamme altissime hanno bloccato l'autostrada Messina-Catania, hanno distrutto ettari di vegetazione, danni alle abitazioni, diverse le case evacuate ed è anche molto grave la situazione della Timpa di Acireale che ha preso fuoco nel pomeriggio e la situazione continua ad essere davvero molto preoccupante. Ci fa il punto su questo argomento il collega Orazio Longo. Alle 5 del pomeriggio l'autostrada è chiusa, l'emergenza incendi colpisce anche la A18, la Messina-Catania, vietata alla circolazione da San Gregorio ad Acireale. Automobilisti intrappolati, momenti di panico finché non vengono fatti ritornare indietro dalla polstrada. È un unico fronte di fuoco, quello che si estende da Catania ad Acireale. Brucia la Timpa, col fuoco che si avvicina alle frazioni marinare. Danni ingenti a Maria degli Ammalati. 2 villette sono andate completamente distrutte. Qui siamo a Guardiamangano. Le fiamme alte hanno distrutto tutto quello che hanno incontrato. Danneggiate abitazioni che sono state evacuate, così come un resort. Lì la strada dove c'era l'agriturismo Donna Carmela, il fuoco ha passato il torrente e ha lambito, c'era un piede grosso di un uliveto che è andato in fiamme. Purtroppo non sono riuscito a salvare la casa perché le fiamme erano alte con l'estintore fino a un certo punto, però il fuoco ha preso il sopravvento. Allora, quindi lei ha perso la casa? Sì, penso di sì, ora non si ci può andare perché lì è tutto, il fuoco è tutto intorno. Alla Raitana da Cicatena lo scenario è critico e le fiamme per poco non avvolgono anche noi mentre ci prepariamo per intervistare il sindaco che chiede aiuto. Abbiamo bisogno di un Canadair perché l'incendio è circoscritto all'interno del parco. Con i nostri mezzi, con l'autobot e anche a Acireale è intervenuto il nostro aiuto. Noi non riusciamo ad arginare, purtroppo sta andando a fuoco una parte della storia della nostra Sicilia. Nella frazione di San Nicolò le fiamme fanno paura, evacuate una decina di abitazioni. Roghi sono segnalati anche a Belpasso e nella zona di Vaccarizzo a Catania. Quest'ultimo ha messo in allarme i gestori degli stabilimenti alla Playa che temono il ripetersi dei problemi di 2 anni fa. Grosso incendio anche in via Palermo e nella zona di via Nizzeti. Distrutta dalle fiamme un'azienda di packaging in via Epipoli. Il prefetto ha convocato il coordinamento soccorsi. E andiamo a Messina, purtroppo la situazione non muta rispetto a ieri, è stata una giornata d'inferno nella zona nord da Curcurace a Faro Superiore, in provincia evacuato il paese di Oliveri, le fiamme hanno avvolto la stazione di servizio di Tinnari. Francesco Triolo.
Messina accerchiata dalle fiamme, sono numerosi gli incendi nelle colline della città che stanno mettendo in seria difficoltà vigili del fuoco, protezione civile, forestale. I roghi hanno coinvolto tutta la parte nord, dall'Annunziata a Curcuraci, Faro Superiore, Tono, Castanelle, Masse, scene di grande drammaticità a Faro Superiore dove il fuoco ha coinvolto alcune abitazioni ed un maneggio da cui è stata evacuata una trentina di cavalli, danneggiate seriamente dalle fiamme diverse ville a Curcuraci con i proprietari costretti ad allontanarsi ed abbandonare in tutta fretta le proprie abitazioni. Da questa mattina stanno intervenendo in Canadair gli elicotteri della Forestale, raddoppiato il dispositivo di emergenza, impegnate 15 squadre di soccorso con 94 uomini e 40 mezzi dei vigili del fuoco, personale e mezzi di rinforzo provenienti anche dalla Campania e una squadra da Catania. A Messina si sono verificati diversi blackout elettrici con conseguenze anche per l'approvvigionamento idrico. Attivato in prefettura un coordinamento interforze anche perché la situazione è critica non solo in città ma anche in provincia. La situazione è più difficile nel pomeriggio a Oliveri, dove il sindaco ha chiesto di evacuare buona parte del paese. Anziani e persone in difficoltà sono stati portati a Falcone, per gli altri ha disposto il concentramento al campo sportivo. La stazione di servizio di Tindari sulla Venti è stata distrutta dal fuoco. A Santo Stefano di Camastra un incendio ha danneggiato il depuratore, interessato 4 abitazioni. A Furci le fiamme hanno avvolto la collina e raggiunto 2 complessi abitativi. Diverse case sono state evacuate per motivi di sicurezza. A Trappitello nel pomeriggio il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, ha disposto l'evacuazione delle ville che ci sono in contrada Feoconiglio, a ridosso del confine con Gaggi. E un vasto incendio è in corso anche a Targia, zona nord di Siracusa, un altro nel quartiere Epipoli. Le fiamme sono spinte dalle alte temperature e dalle folate di vento caldo. Intere zone della città sono isolate per la mancanza di energia elettrica. Alcune case nella zona appunto di Epipoli e anche in via Montebianco sono state minacciate dai roghi. Si è alzata una densa colonna di fumo nero. Momenti di panico quando l'incendio ha arrecato danni anche a una rivendita di auto usate e a una pizzeria confinante. Il fuoco ha minacciato un distributore di benzina. In azione la Polizia Municipale, i volontari della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco. E non è finita purtroppo, perché adesso andiamo nel Trapanese, ancora fuoco nelle zone limitrofe al Parco Archeologico di Segesta e si teme che appunto le alte temperature, il vento di scirocco possano riaccendere altri focolai. Danni incalcolabili anche a San Vito Lo Capo. Anche qui il fuoco ha devastato e continua a devastare quel che rimane del patrimonio boschivo. Ma sentiamo Laura Spanò. Mentre si continuano a spegnere i focolai che ancora ardono in molte zone del Parco Archeologico di Segesta, si inizia a fare la conta dei danni incalcolabili, quelli prodotti nella notte dal vasto incendio che ha mandato in fumo l'area del Parco Archeologico e le aree boschive limitrofe, Pispisa, Mango, Contrada Margana, Giacaudo, Conca, Scorciaiatto e in fumo anche il punto di ristoro all'interno del parco stesso. Le fiamme hanno anche divorato le installazioni artistiche inaugurate in questa settimana all'interno del Tempio Dorico a ridosso. L'incendio era partito dal Castello Femio a Calatafimi, poi nel primo pomeriggio le fiamme avevano interessato le zone agricole limitrofe alla galleria di Segesta ed era stata chiusa al traffico la A29. In pochi minuti però, complici le altissime temperature, ieri stanotte a Trapani c'erano 50 gradi, l'inferno di fuoco si è propagato all'interno del Parco Archeologico e nelle contrade limitrofe. In una tragedia, dice il sindaco di Calatafimi Francesco Gruppuso, che invita chiunque sappia qualcosa su questa mano criminale a recarsi presso le sedi opportune per denunciare. Oltre alla vegetazione, nella notte sono andate bruciate abitazioni e strutture turistiche ed evacuate circa 400 persone che si trovano ricoverate presso il teatro comunale, mentre si stanno valutando soluzioni per quanti si ritrovano senza casa. Anche il camping La Pineta è stato minacciato dagli incendi ed è stato evacuato. Il sindaco, l'amministrazione e i cittadini di San Vito Lo Capo chiedono aiuto per avere i Canadair che ancora non si sono visti. Scrive il sindaco Francesco La Sala, bisogna salvare la riserva. E veniamo proprio alle temperature che sono registrate sull'isola e Siracusa, la città più calda della Sicilia oggi, con 47,6 gradi registrati alle ore 14. Lo segnala il Dipartimento regionale della Protezione Civile. Ondate di calore si sono registrate anche nell'oasi del Simeto, dunque siamo nel Catanese con 46,7 gradi, a Motta Sant'Anastasia con 46,2 gradi, a Priolo nel Siracusano con 46,1 gradi. Ci fermiamo adesso per una pausa pubblicitaria e rientreremo occupandoci della situazione dell'aeroporto Fontanarossa.
parte di Sicilia 24. Adesso ci occupiamo della situazione dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania, a 8 giorni praticamente dall'incendio che ha distrutto il Terminal A. La situazione dei passeggeri è sicuramente sempre di grande disagio, come vi raccontiamo in questo servizio, anche se in effetti sembra che già da domani ci possa essere una lenta ripresa dell'operatività dello scalo stesso. Il servizio è di Luca Ciliberti. Da domani l'operatività dell'aeroporto di Catania passerà da 8 a 10 voli all'ora, 5 partenze e 5 arrivi, mentre da martedì 1 agosto, quando entrerà in funzione la tensostruttura da 500 metri quadrati allestita dall'aeronautica militare, si potrà arrivare fino a 14. Il ritorno alla piena normalità si avrà qualche giorno dopo, non appena termineranno le operazioni di bonifica e il ripristino del Terminal A. Dovremmo andare a Malta, però sta ritardando, non si sa quando arriva il volo e per il momento ci sono 2 ore di ritardo. Il volo ritarda ogni mezz'ora, ci fanno entrare, ci fanno uscire, un po' di confusione. No, è terribile. Se noi veniamo da Reggio Calabria, siamo partiti alle 4 e siamo qua da 2 ore di ritardo. Sì, purtroppo sì, stiamo andando a Trapani e non c'è nessuna informazione tramite telefono, tranne che uno viene fino qua e questo è un disagio enorme. Il presidente della regione Renato Schifani ha voluto toccare con mano la situazione catanese con un sopralluogo nello scalo etneo. Alla riunione ha voluto partecipare in videocollegamento anche il ministro dei trasporti Matteo Salvini. Ottimo coordinamento con il ministro Salvini che sta seguendo assieme a me da vicino la vicenda. Vi sono delle previsioni ottimistiche di ripresa, come ha detto l'amministratore delegato alla SAC. Si farà un piccolo ma importante terminal con una tensostruttura molto grande che consentirà di aumentare ancora il numero dei voli per ora attraverso una struttura che sarà montata entro domenica e che quindi dopo un paio di giorni sarà operativa. Il caos del trasporto aereo di Catania approda in Senato. Con 144 voti favorevoli l'Aula di Palazzo Madama ha approvato all'unanimità la mozione sulle criticità nei collegamenti aerei con Catania e la Sicilia, sottolineando però la grave fragilità del sistema di trasporto aereo in Sicilia a causa dell'insufficiente sviluppo delle infrastrutture aeroportuali e la frequenza con la quale l'aeroporto di Catania sospende l'erogazione del servizio di trasporto aereo per le eruzioni dell'Etna. Adesso i senatori chiedono un piano di emergenza straordinaria da adottare sin da subito e un'attività ispettiva su quanto accaduto all'aeroporto Fontana Rossa. È proprio la chiusura dell'aeroporto sta avendo enormi ricadute negative proprio sul comparto turistico. Asso Esercenti Sicilia stima un danno da 40 milioni di euro al giorno. Eva Spampinato. Sono chiare, siamo arrivati in cima! I VIP ci sono, ma i turisti no, o meglio, i turisti vorrebbero raggiungere le isole Eolie, ma la perdurante chiusura dell'aeroporto di Catania, le difficoltà di collegamento e i prezzi troppo alti dei trasporti verso le isole minori della Sicilia fanno cambiare destinazione e programmi di viaggio. Le isole Eolie in questi giorni stanno vivendo un ennesimo disagio dovuto alla chiusura dell'aeroporto di Catania, infatti si registrano molti ritardi e molte disdette. Catania è l'unico aeroporto che serve bene, diciamo, le isole Eolie, perché non abbiamo altri aeroporti al di fuori di questo. Reggio Calabria è difficile da raggiungere per via degli aliscafi. Asso Esercenti Sicilia stima un danno da 40 milioni di euro al giorno per l'indotto turistico di tutta l'isola, in particolar modo per la parte orientale, a causa della chiusura parziale di Fontana Rossa. A essere coinvolti, spiega Salvo Politino, non sono solo i passeggeri, ma l'intera filiera legata al turismo, dai taxi agli hotel, dai bar ai ristoranti, passando per le agenzie di viaggio. Questa situazione ovviamente si aggiunge alle ataviche problematiche relative ai trasporti da e per le isole Eolie, aggravati quest'anno anche da un aumento dei costi per quanto riguarda le navi. E se i social offrono immagini da sogno con Robert De Niro a Panarea, Chiara Ferragna in Friends in catamarano tra Lisca, Strombolicchio e Lipari o in vetta allo Stromboli, raggiungere le Eolie per le persone comuni diventa un viaggio lungo e dispendioso, soprattutto per chi parte dal nord o centro Italia. I costi dal nord verso la Sicilia sono molto più alti rispetto ai costi che un turista può avere per andare dal nord in Sardegna, quindi diciamo che la regione dovrebbe cercare di mitigare queste differenze. La soluzione, dicono gli operatori del settore, potrebbe essere quella di migliorare i collegamenti e le comunicazioni con l'aeroporto di Lamezia Terme in Calabria. Una collaborazione fra i vari enti e le varie regioni potrebbe favorire il turismo in tutto il centro-sud.
E i distacchi di corrente elettrica che ci sono stati appunto in questi giorni e continuano purtroppo ad esserci non colpiscono solo i cittadini ma colpiscono anche le aziende. Alla zona industriale di Catania un'impresa che produce integratori alimentari ha bloccato la produzione, fermato circa i 60 dipendenti. Emanuela Corsi. Sono giorni difficili a Catania, dove i continui distacchi di corrente elettrica stanno creando gravi disagi ai cittadini e mettendo in ginocchio anche le aziende. Ci troviamo all'interno di un'azienda della zona industriale dove la produzione si è fermata ormai da giorni a causa di un blackout perdurante. Sono circa 60 gli operai che lavorano all'interno. Qui si producono integratori alimentari ma anche prodotti cosmetici e non si sa quando si potrà tornare a lavorare. I proprietari ci accompagnano all'interno. Come vedete dalle immagini, tutti i macchinari per la produzione sono fermi. Ogni comparto, ci spiegano, deve mantenere la sua temperatura, che va dai 22 ai 25 gradi circa. Le temperature roventi di questi giorni rischiano di deteriorare la produzione. Abbiamo chiesto di fare un intervento e darci anche dei tempi di intervento per poter capire, comprendere quando possiamo rimettere in funzione lo stabilimento e nessuno ci dà una risposta. Non abbiamo visto nessuna squadra fare nessun tipo di intervento. Incertezza anche per il futuro dei 60 operai. Siamo anche in difficoltà perché non sappiamo se chiedere la cassa integrazione, se metterli in... cosa fare diventa complicato perché non hai una idea e un orizzonte temporale di un ripristino di questo tipo. Ci fermiamo ancora una pausa e poi andremo al pronto soccorso Umberto I di Siracusa. A tra poco. Ultima parte di Sicilia 24, abbiamo raccolto lo sfogo di un medico del pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa, esasperato per la carenza di organico ma anche sotto stress per le richieste dei pazienti. Vi facciamo ascoltare l'audio registrato dal parente di una paziente che si è rivolto appunto al nostro telegiornale. Sentiamo. E non riusciamo a fronteggiare l'alto flusso perché dovremmo essere 25 il motivo qual è? E siamo 9 persone lavorano per 25 perché non si presenta nessuno a lavorare in questo se non denunciate. Abbiamo denunciato e la direzione se ne frega. È lo sfogo di un medico del pronto soccorso dell'Umberto I di Siracusa. I sanitari sono pochi, i pazienti tanti. Se voi siete con noi possiamo fare qualcosa, no, ma se voi siete con contro di noi, che ci aggredite, noi non possiamo continuare così. Questo pronto soccorso è a rischio imminente di chiusura, quindi un attimo di pazienza, cortesemente aiutateci perché noi non ce la facciamo più. Qui c'è un elevato rischio clinico e quelli che sono sopra di noi ci stanno ammazzando tutti, sia i parenti, sia i pazienti, sia noi. A registrare questo sfogo è stato il figlio di un paziente arrivato al pronto soccorso in codice giallo. Del sovraffollamento nell'unico pronto soccorso della città ne avevamo già parlato qualche mese fa, ma da allora nulla sembra essere cambiato. È veramente vergognoso che i pazienti debbano stare nei corridoi, sopra le barelle, abbandonati per ore, sempre perché qui all'ospedale Umberto I di Siracusa mancano i medici e mancano gli infermieri. È uno schifo, è una vergogna. Prima di una visita spesso passano ore, le lancette dell'orologio girano e per chi sta male il tempo di attesa sembra durare un'eternità. A lamentarsi non sono solo i pazienti ma anche i familiari. Qualcuno deve fare qualcosa, l'ospedale Umberto I di Siracusa è al collasso. Troppe responsabilità, pressioni e bassa retribuzione sarebbero queste le motivazioni che portano i medici a scegliere reparti diversi da quelli d'urgenza. Così a Siracusa, come nelle altre città, il problema non cambia e i pronto soccorso restano senza medici e sovraffollati di pazienti. E noi ringraziamo naturalmente questo telespettatore che ha denunciato questo fatto. Noi siamo pronti ad accogliere ovviamente tutti i vostri messaggi e i vostri appelli alla nostra linea WhatsApp di Ditelo al vostro TG 342 74 55 005. Lo vedete in sovraimpressione, ovviamente continuate a scriverci, cercheremo naturalmente di occuparci dei vostri casi, dei casi che ci segnalate. Il telegiornale finisce qui. Io naturalmente vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata.